Nell'oratorio parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino di Agrigento è stato presentato il documento Diamo una speranza alla provincia di Agrigento. L'incontro è stato organizzato da Cattolici in Politica, un movimento spontaneo nato con lo scopo di portare l'insegnamento sociale cristiano al centro della vita sociale e politica. I lavori sono stati introdotti e spiegati dal professor Enzo Di Natali, che nel suo intervento ha messo in evidenza la natura dell'impegno di oggi dei cattolici in politica. Inoltre Di Natale ha presentato questo documento che vuole dare una speranza a una provincia con molte criticità. Ma i cattolici devono vivere la politica da singoli cittadini o come cattolici cittadini? Lo vedete, cari amici, qui presenti e che siete a casa, sembra che alla fin fine non debba esserci alcuna differenza, e invece no, la differenza è notevole. Una cosa è che io vivo il mio impegno da singolo cittadino e basta, e dunque vivo la mia fede nella forma privata, e dunque la mia fede non deve avere nessuna rilevanza nella vita politica. Un'altra cosa è invece che io vivo il mio impegno come cattolico cittadino. Cittadino e cattolico, nel senso che la mia fede deve avere una incidenza nella politica. Non posso vivere la fede come atto devozionale, la fede nella Chiesa e poi nella società devo essere un altro. Tra i relatori anche il dottor Salvatore Licari, che ha illustrato la situazione sociale ed economica della provincia. Faccio parte dell'associazione Ethikos per il territorio, che è un osservatorio socio-economico, che ci siamo interrogati nei numeri, nei dati, effettivamente lo stato della provincia. Noi abbiamo fatto un'analisi scientifica numerica dei dati, perché siamo, dei professionisti che siamo portati allo sviluppo, alla crescita, e ci interroghiamo. La crisi economica, la crisi, manca il lavoro, mancano investimenti. Giriamo l'angolo e prestiamo attenzione all'aspetto infrastrutture. Una provincia priva di reti viarie, priva di depuratori, una provincia priva di infrastrutture culturali e sociali, una provincia che è al 99esimo posto fra le 107 province italiane e al 99esimo posto per le infrastrutture sanitarie. Subito dopo c'è stato un interessante articolato dibattito che ha visto diversi interventi, tra cui quello dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo.